Sempre andando rapidissimo, così sto nei tempi che mi sono stati dati, questo è il vero grande problema. Non a caso è l'influenza aviaria, quindi lo dice il nome. È l'influenza, il virus influenzale degli uccelli, che può passare direttamente dall'uccello all'uomo. Io tocco o vedo un uccelletto morto oppure morente e lo tocco perché lui il virus ce l'ha anche sul suo piumaggio oppure ce l'ha nelle sue escrezioni o nelle feci, diciamo. Quindi il toccare e portare poi la mano alla bocca è la trasmissione del virus. Alcune volte, come vi dicevo prima, c'è un passaggio ulteriore nel mammifero. Classicamente l'influenza aviaria tende a passare nel maiale e poi all'uomo. Comunque qui quello che lo porta è il volatile, domestico oppure no, diciamo, quindi è una cosa molto diffusa. Perché ci interessa questa influenza aviaria? Innanzitutto perché, vi faccio vedere questa immagine, questo qui fa vedere i diversi virus aviari che si sono trasmessi all'uomo. Questa qui, l'H1N1 1918, stiamo parlando della spagnola, 50-100 milioni di morti, ancora non si sa esattamente qual è il numero, però questo è quello che è successo. Quando arriva l'H2N2 abbiamo l'asiatica, poi l'Hong Kong, stiamo parlando sempre di passaggi dal volatile all'uomo con 5 milioni di morti, Hong Kong 8 milioni di morti di asiatica, quindi stiamo parlando di un passaggio di infezione con rilevanza incredibile. Poi arrivano i virus aviari di oggi. Allora vi faccio vedere quello che succede. Questo qui è l'influenza aviaria, come vi dicevo. Vi faccio vedere solo due esempi, però per darvi l'entità del problema. Questo qui è l'H7N9, vedete che ci sono stati quasi 600 casi con una mortalità, scusate, quasi 2000 casi, 1500 casi, con una mortalità di 600 casi, quindi con una mortalità del 39%. Tenete presente che quando parliamo di Covid abbiamo parlato dell'1% di mortalità. All'inizio era il 2, 1% di mortalità e poi è diventato 0,2%, siamo 0,2-0,3%. Qui siamo al 39% di mortalità dovuta, e vedete che casi umani ci sono stati, pochi, poi vi spiego il perché. Questa bella immagine dice quello che ho detto prima. Dove ci sono stati questi casi c'è una diretta proporzione tra i mercati di animali vivi e il numero di casi di H7N9. Quindi i mercati vivi, quindi vuol dire soprattutto Cina evidentemente, in cui c'è questa commistione, questo sovraffollamento degli animali, porta a questo. Ma ancora più temibile, questo è l'H5N1. Anche questo è stato segnalato in Italia pochi giorni fa, quindi stiamo parlando di cose che ci sono qui. Vedete che l'H5N1, 844 casi, 449 morti, 53% di mortalità. Questa è la mortalità dell'H5N1, virus passato dall'uccello all'uomo. Questo vedete che anche l'Italia è interessata dall'H5N1, c'è un controllo che si fa periodico sugli animali, sugli uccelli in Italia, quindi è un qualche cosa che viene controllato perché ovviamente è uno dei grandi problemi di sanità pubblica. Un solo caso in cui questo passaggio dall'animale all'uomo, il virus ha imparato anche a passare da uomo a uomo. Questo è l'ulteriore passaggio che, se per caso accade, diventa un grandissimo problema, no? Per cui il virus ha imparato a passare da uomo, dal volatile all'uomo, ha poco imparato a fare questo ulteriore salto. Questo vi faccio vedere solo per fare una proiezione di quello che sarebbe se l'H5N1 impara a fare questo, cioè a passare da uomo a uomo. Dovremmo aspettarci una mortalità intorno ai 180-360 milioni di morti. Queste sono le proiezioni su questo virus, ci sono, come dicevo, grande attenzione e si stanno già preparando i vaccini.